Buongiorno a tutti, mi chiamo Lea Pete che sono la guida turistica autorizzata della regione di Alta Carniola in Slovenia, nonché membro dell'Associazione di Guide Turistiche Regionali di Slovenia, Argos. Oggi vi saluto da Javorniški Road, abitato che fa parte del comune di Jesenice e si trova sopra la città di Jesenice, proprio nell'abbraccio della catena di montagne Karavanke occidentali. Quindi io sono qua, questa è la città di Jesenice, e sopra le cime di Karavanke abbiamo la confine naturale con l'Austria. A Javorniški Road ci abitano solo 200 abitanti ed è una zona molto sconosciuta per i turisti stranieri, ma per i sloveni è un paradiso. E specialmente adesso a maggio, quando tutti i prati verdi diventano bianchi, ma non per la neve, però per i narcisi in fioritura. Uno dei primi fiori a sbocciare a primavera e rappresenta il simbolo della bellezza. Vale anche per uno dei fiori più celebrati nella mitologia greca e romana. Il nome infatti deriva dalla parola greca narco, che significa stordire o paralizzare. E i narcisi sono tossici, soprattutto il narciso che lo vediamo in questo video, narciso dei poeti. Sapendo questo fatto, i pastori una volta non portavano il bestiame nei pascoli finché i narcisi non erano secchi. Nella natura intorno a tutto il mondo troviamo diverse specie di narcisi, ma nella zona di Karavanke stiamo parlando di narcisi di poeti, nome latino Narcissus poeticus, quali si trovano anche in Italia, per esempio negli Alpi piemontesi, a Liguria e Abruzzo. I narcisi dei poeti vivono e si trovano molto bene all'altitudine intorno a 1000 metri. Fioriscono dall'aprile al maggio, nei pascoli più alti anche all'inizio di giugno. E quando fioriscono tutti insieme. Quindi solo qua in questo metro quadro ne troviamo circa 100 fiori. È una favola, ma tra 20 giorni spariranno tutti come se fosse non successo niente qua. Il narciso dei poeti ha il bulbo nella terra, abbastanza profondo, i fogli verdi, il fiore bianco e il margine giallo e rosso. Come dappertutto, anche in Slovenia conosciamo parecchi nomi per narcisi, 120 diversi, ma nella zona dell'Alta Carniola il narciso dei poeti chiamiamo ključavnica, cioè la serratura. La leggenda di quei posti racconta che una volta Dio ha vietato agli animali di lavorare a domenica. Lo ascoltavano tutti, a parte le api. Per quello Dio ha deciso di punire le api chiudendo il fiore di narciso con un blocco tra gambo e fiore. Così le api non riuscivano più a raccogliere il polline dal narciso dei poeti e da quel giorno le api seguono le parole sante e noi usiamo il nome ključavnica. Vi ringrazio per la vostra attenzione e spero di vedervi più presto possibile in Slovenia. Salve!